Due terre lontane, unite da storie familiari, nostalgie e legami che non si sono mai spezzati. A Quartu Sant'Elena, l'ex convento dei Cappuccini ospita la mostra fotografica Oltre il mare, stesse radici, un progetto che racconta l'incontro tra la Sardegna e l'Argentina attraverso lo sguardo di chi è partito ma non ha mai dimenticato le proprie origini. L'iniziativa è curata dal CREI ACLI per conto dell'assessorato del lavoro della regione e rientra nell'anno dell'emigrazione sarda in Argentina, un percorso visivo emozionante che accompagna il visitatore tra i volti, i paesaggi e le architetture di due terre lontane. La Sardegna e l'Argentina, benché siano territori distanti, sono territori ancora uniti da un fortissimo legame. L'emigrazione sarda in Argentina nasce nel secolo scorso, ormai ha fatto quasi 100 anni, ma non è assolutamente un'emigrazione che risente del tempo. I legami tra la nostra regione e i circoli dei sardi in Argentina sono legami che stanno creando, che ci stanno dando l'opportunità di avere tanti collegamenti. Basta pensare a veramente le centinaia di ragazzi argentini che stanno arrivando nel nostro territorio, che stanno lavorando nelle nostre imprese. Le fotografie firmate dall'architetto Ferdinando Montarsé, sardo-argentino di terza generazione, si affiancano agli scatti realizzati dai circoli sardi in Argentina. Insieme compongono un racconto che è memoria ma anche identità viva e condivisa. Il progetto prevede tutta una serie di attività che verranno sviluppate nei prossimi mesi e la mostra che viene inaugurata oggi ha proprio quell'obiettivo, che è quello di valorizzare e soprattutto far conoscere l'importanza di questi due mondi e soprattutto capire anche quali sono le connessioni e soprattutto le similitudini anche in termini di paesaggio, di tradizioni culturali che esistono tra i due paesi. La mostra sarà visitabile fino al 29 giugno nell'ambito del festival a Sibiri dedicato al turismo etico e sostenibile.